perché noi riteniamo che sia una giornata importante. Innanzitutto perché va a risolversi un problema di inquinamento che da molti anni sta un po' impegnati tutti, preoccupati tutti. Qualsiasi intervento si vada a fare presuppone un preventivo risanamento dell'area e quindi questo è un guadagno netto per la città. Poi un altro motivo che riteniamo sia importante è che è un altro sito della città, uno dei tanti siti della città che è si tratta di archeologia industriale in pratica e volumi di questo tipo ne abbiamo moltissimi. Il fatto di intervenirci è un buon viatico e speriamo che possa continuare per recuperare una buona parte del lungo meschio che è purtroppo abbandonata oggi e quindi questo è un altro punto importante a favore. Non dobbiamo dimenticare poi che la città non è che abbondi di tutti i tipi di servizi e questo sito, una volta che se ne dovesse usufruire in modo corretto, può portare ulteriori servizi alla città. Non ultimo, direi importante, è anche un aspetto psicologico, cioè il fatto che un gruppo importante come ALI abbia individuato in Vittorio Veneto un punto nel quale evolversi deve dare un maggior forza d'animo anche ai vittoriesi a credere in loro stessi e a pensare che si possa decollare anche qua a Vittorio Veneto verso obiettivi futuri e non più futuribili. Io ringrazio, ripeto, il gruppo ALI, noi lo conosciamo per fama, lo conosciamo per i principi base che ne dettano l'attività e lo sviluppo applicativo e quindi confidiamo che da qua in avanti, non in tempi lunghissimi, andiamo a chiudere una partita per noi importante e spero che anche per voi. Questo è quanto desideravo dire a spiegare il perché che abbiamo ritenuto utile una conferenza stampa. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Gianni Canella, vicepresidente di ALI Supermercati. Noi siamo un'azienda veneta, siamo di Padova, operiamo nel Veneto ormai da 50 anni e con supermercati di quartiere oppure superstore. Noi oggi abbiamo 112 punti vendita, sono tutti diretti, tanto per dare un attimo la conoscenza di chi siamo, tutti diretti con 3.800 dipendenti e abbiamo superato il miliardo di fatturato. Noi ci riteniamo ancora, anzi siamo un'azienda familiare perché i titolari sono una famiglia e quindi i nostri punti vendita sono gestiti come se fosse una famiglia. Quindi noi vogliamo fare dei punti vendita che siano attenti alla qualità, ovviamente, e che siano anche sostenibili e attenti all'ambiente. Noi come azienda abbiamo una serie di valori che ci porta di un fa e questi valori qua noi li portiamo nei nostri punti vendita e tutto quello che facciamo. Qui a Vittorio Veneto siamo molto contenti di essere qua a Vittorio Veneto perché è una bellissima città. È da un po' che cercavamo per poter venire qua, abbiamo trovato finalmente a Scarnelli un bellissimo posto. Quello che noi vogliamo fare è quello che facciamo nei nostri negozi, quindi creare un luogo dove la gente possa unirsi, aggregarsi e fare una bella esperienza di acquisto, una bella esperienza di spesa, non solo, e vorremmo anche mantenere la nostra vena sostenibile e ambientale, quindi vorremmo fare qualcosa di molto sostenibile, già quello che facciamo anche negli ultimi nostri negozi. E poi siamo qua pronti a collaborare con il comune e con le comunità per fare qualcosa che possa veramente essere un centro d'aggregazione. Noi non facciamo centri commerciali, non facciamo strutture grandi, non siamo capaci, facciamo strutture più a misura d'uomo. E poi la nostra mission ovviamente è quella di migliorare la vita delle persone, quindi anche qui a Vittorio Veneto vogliamo fare qualcosa che possa migliorare la vita ai cittadini.
quindi siamo molto felici di essere qua, lo vorremmo fare velocemente perché sì, perché è giusto fare le cose veloci. È ovvio che la prima cosa da fare, da quello che abbiamo visto, ovviamente è questa cosa dirlo, ma è il discorso della bonifica. Questa è la prima cosa in assoluto che faremo, il prima possibile, quando ci abbiamo tutti i dati a disposizione, e dopo sarà quello di collaborare insieme al comune per trovare qualcosa di bello. Abbiamo imparato negli anni che fare qualcosa di bello e di brutto costa uguale, quindi tanto vale farlo bello. Quindi vuoi fare qualcosa di bello e che possa essere utile alla cittadinanza. Vorrei aggiungere qualcosa, anch'io ho creduto opportuno oggi di invitare oltre alla stampa anche due realtà cittadine che sono attualmente giusto apposte a sud rispetto alla proprietà e che dovendo sviluppare proprio progetti è bene che incontrino lì in modo tale da condividere un'idea, condividere eventualmente un progetto se sarà utile alle parti, insomma, e quindi ho preso la giornata di oggi come occasione per una reciproca conoscenza, eventualmente si spera in un avvio di dialogo tra le parti. Ne avremo tutti, immagino, da guadagnarci qualora ci fosse una condivisione di metodi, di finalità o semplicemente caratteristiche commerciali o quello che è, insomma, liberi di interloquire tra le parti. Qualche domanda? Domande? Sono così due parti. Sono due ditte, la ditta Duomo e la ditta Serica, che sono proprietarie di superfici poste a sud rispetto alla proprietà Carnielli e che avranno dei loro progetti da portare avanti e quindi ritengo che sia più utile che possano interloquire tra le parti piuttosto che eseguire autonomamente e magari casualmente opere in modo meno proficuo del possibile. Oltre al sito vendicali, immagino che sia stata un'idea su cosa fare su quest'area qual è la vostra idea meridionale? La nostra idea, ovvio, noi siamo supermercati, quindi l'idea è di creare un punto vendita, non un supermercato, un punto vendita, però vorremmo farlo in comune accordo col comune ovviamente e con la comunità per creare degli spazi che siano non solo per fare la spesa ma che siano anche per essere vivi, vissuti, e quindi le idee ci sono, adesso dobbiamo ovviamente confrontarsi e trovare la giusta via per fare la cosa migliore, poi anche con i nostri vicini di casa. Ovviamente si diventa ancora più grande, quindi ancora più, si può fare tanto di più. L'idea di questi spazi cosa può essere? Quello che serve alla comunità. Di preciso stiamo imparando adesso, però possono essere spazi che possono essere vissuti non solo per la spesa commerciale ma anche per altro, anche per vivere l'ex Carnielli. Magari manteniamo anche per vivere il Neschio, che non è male. E anche un po' di ricordare un pochettino l'ex Carnielli che è un nome famoso. Io avevo la Graziella, io ero piccolo, quindi me lo ricordo bene. No, i signori, mentre ci siamo conosciuti prima, ci hanno già chiesto delle documentazione e una qualche modalità per conoscere la nostra città dal punto di vista dei gusti, delle abitudini, dei vittoriesi, proprio per meglio rispondere al complesso di interventi che verranno fatti, che passa evidentemente anche per considerazioni sociologiche, e quindi credo che al momento le idee non ci siano chiare che ci sia, mi sembra aver capito la volontà di dare risposte in senso complessivo. Noi oggi anche sulle altre realizzazioni che stiamo facendo in maniera diversa rispetto a una volta, sono più un posto da vivere, quindi
un bel bar, un ristorante, un posto dove possa la gente fermarsi, tanto verde, quindi diventa un posto da vivere fondamentalmente. Quindi abbiamo già dei progetti su altre zone, qui bisogna capire quali sono le esigenze anche della comunità, e allora si cerca di metterle insieme e di fare qualcosa di positivo. E le tempistiche almeno per l'apertura del punto di vendita? Per noi anche domani mattina, però non è fattibile, quindi quello che faremo, cercheremo di andare il più veloci possibili. Ovviamente la prima cosa è fare la bonifica, quindi da quella partirà appena si può, e subito dopo parte la progettazione, in particolare parte la progettazione, e poi per noi prima è meglio è. L'apertura sarà testuale, nel senso studenta e anche tutto il resto, o potrebbe aprire intanto? È ospitabile questa cosa qua, poi dipende da cosa si crea, da cosa si realizza. E più o meno la dimensione del punto vendita? È una bella dimensione, quello che può andare bene per la città. Ripeto, noi non facciamo grandi strutture, centri commerciali, mi spiace. Quel punto vendita potrebbe trovare sede proprio all'interno del sito di archeologia industriale o una nuova edificazione? Questa è una bella domanda, ma non so rispondere. Noi vorremmo mantenere un po' di sito archeologico, Bisogna sollecitare, insomma. Sì, cioè di esserci un po' una caratteristica di quella che era l'ex Palermo, però adesso bisogna capire i progettisti cosa si inventano, come lo muovono. Archeologia industriale. Il primo progetto quando potrà essere indicativamente pronto? Adesso andiamo in vacanza ad agosto. Adesso ad agosto siamo tutti in vacanza, quindi quando torniamo si parliamo. Qualche mese sicuro. Anche perché bisogna prima parlarci e capire cosa serve la città, e dopodiché si fa il progetto. Quindi sì. Allora, sulla progettazione è una fase che non bisogna mai correre, bisogna sempre farla bene, perché è la fase più importante. Poi dopo quello che bisogna correre è la costruzione e di fare tutto quanto. Il tipo di realizzazione che Inter seguirà burocraticamente, nel senso altro via, oppure ci sono passaggi burocratici? Ci sono dei passaggi naturalmente. Noi Noi siamo privi di PAT, dobbiamo valutare perché non rientreranno in schemi già predefiniti. Da parte nostra l'unica roba che possiamo fare è rendere il più veloce possibile il tutto, perché le economie dei gruppi che si impegnano vanno rispettate e favorite naturalmente in tempi brevi. È importante per un po' di tempo. Anche perché questo comporta anche il discorso occupazionale, perché prima possiamo investire e quindi assumere anche delle persone. e l'altro questo più o meno l'idea di quanta gente potrebbe essere interessata a livello occupazionale. Solo per il supermercato vanno dai 70 persone più o meno all'incirca, poi dopo bisogna capire. Poi per tutto quello che verrà fatto attorno non lo so. Che ovvio devono essere della zona. Noi assumiamo tutte le persone di solito che sono vicine al punto vendita. È anche giusto, ma la miglior qualità della vita. Quale sarà l'ingresso per il supermercato? L'ingresso? Sì, successivamente. Questo è da decidere, non lo so. Dipende tutto da cosa viene fatto, da cosa viene progettato. Devo chiedere una cosa alla Chiesa, era stipulata una voce della presunta vendita, cioè della soluzione del fallimento dell'ex Poker. Questi tempi, essere un supermercato a distanza di 20 metri, 50 tempi. Corrisponde al vero o non è il
istituzionalmente penso che di cui stiamo parlando dovrebbe mimare un pochettino quello che oggi non c'è. Di altre cose non mi è giunta nessunissima notizia. Bene. Avevi... L'assessore non vuol dire qualcosa? Ho già parlato prima. Ho fatto riunione prima. Sono ben felice che arrivi. Se le domande sono esaurite, noi la nostra comunicazione l'abbiamo fatta, sembra completa, e se sono robe fioriranno e fioriranno.